Perché il tuo impianto di allarme dovrebbe rispettare le norme? Di questo parliamo nel video di oggi. Ciao, sono Davide Marcomini e nella vita faccio l'installatore di sistemi di sicurezza. Sono anche l'ideatore, fondatore del portale Top Security Advisor e autore della guida antifurbo. Nel canale aiuto l'utilizzatore a districarsi nel mondo dei sistemi di sicurezza. Nel video di oggi vorrei parlare di norme e del motivo per cui il tuo impianto di allarme dovrebbe rispettarle queste norme. Innanzitutto facciamo una dovuta precisazione. Le norme sono di due tipi, sono norme di prodotto e norme di installazione. Le norme di prodotto riguardano prettamente la costruzione di quel prodotto che dovrebbe rispettare alcune norme e che dovrebbe garantire un determinato livello di sicurezza in base a dei gradi che gli vengono assegnati. Le norme di impianto invece riguardano la mera installazione, ovvero tutto ciò che l'installatore, il tecnico, viene a casa tua a fare con quei determinati prodotti. Quali di queste norme dovrebbe rispettare quindi il tuo impianto? La risposta a questa domanda è tutte. Ebbene sì, perché non posso installare prodotti non a norma e fare un impianto a norma, e non posso installare prodotti a norma e fare un impianto non a norma. Ognuno di questi casi restituirebbe un impianto non a norma. Perché parlo di norme di prodotto? Parlo di norme di prodotto che, ricordiamolo, sono norme e non leggi, e quindi non tassativamente obbligatorie ma volontarie. Un prodotto che rispetta le norme è un prodotto sicuro, è un prodotto certamente migliore rispetto ad un prodotto che non rispetta quelle norme. I prodotti vanno certificati in base alle EN 50131 e il grado di pertinenza, appunto come dicevo prima. In base a questo l'installatore sceglie quale prodotto installare per realizzare quell'impianto. Un prodotto che non è certificato EN 50131 e il rispettivo grado al giorno d'oggi non può essere, dal mio punto di vista, nemmeno considerato un prodotto per realizzare impianti di allarme intrusione. E questo, ahimè, la dice lunga sui tanti prodotti che vengono venduti online attraverso le piattaforme di e-commerce e che le persone acquistano senza nemmeno informarsi, credendo che questi siano dei buoni prodotti. I sistemi di sicurezza vengono realizzati con prodotti certificati e solo in questo caso il tecnico potrà rilasciare una dichiarazione di conformità di quell'impianto in base alle normative vigenti. Insomma, le norme tutelano principalmente te. Nessuno ha a cuore spendere soldi per certificare un prodotto se poi alla fine a nessuno frega di queste certificazioni. Ma se vuoi essere tutelato dal prodotto, se vuoi essere tutelato dal tecnico che ti installa l'impianto, assicurati che prodotti e impianto siano realizzati ed eseguiti nel rispetto delle norme vigenti. Spero di averti dato un buono spunto su cui riflettere. Ringrazio tutti coloro che si iscrivono al canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti, spunta la campanella per non perderti gli aggiornamenti che andrò a pubblicare in futuro. Io ti aspetto nei prossimi video. Ciao!